fino al 1843. Guardando infatti radunò 500 italiani volontari a Montevideo per difendere la Repubblica uruguaiana dal dittatore argentino Rojas che voleva conquistarla. Reinhardt, potendo contare sui pochi finanziamenti della sua impresa, trovò del panno di lana rosso, in genere usato per i camici dei macellai, per rivestire le sue truppe. Le camicie rosse divennero tra i protagonisti della nascita del Regno d'Italia. In questo brano si narra sia la
Presidente del Consiglio, dottor Carmine Di Salmo. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Sono emozionato perché sia la banda che sia questi bambini ci hanno fatto trovare alto, come dice il mio caro figlio. È un momento veramente emozionante. Quando il direttore generale Giuseppe Caracciano mi pregò di portare in compagnia comunale l'intitolazione di una strada in ricordo del 26 ottobre del 1860, per me è un momento di gioia profonda, perché dentro di me pensai a tanti e tanti giovani che si sono immolati affinché si raggiungesse la bagnata unità d'Italia. Devo dire che purtroppo mancano ancora poche pietre affinché si raggiunga veramente la nostra unità d'Italia. Ma io sono speranzoso perché dall'entusiasmo, dalle parole, dalle note che abbiamo ascoltato insieme mi fa veramente credere che l'Italia veramente sarà una libera, con il cuore di tutti quanti gli italiani. Viva l'Italia unita! Grazie! Credo che i dirigenti scolastici dell'istituto